In collegamento video da Santiago di Compostela, in Galizia, abbiamo sentito Salvatore Pinna, nuorese, che ci ha raccontato come si vive lì ai tempi del coronavirus. La situazione qui va distinta un po' tra il fuoco principale che è Madrid e la Galizia dove sto io. Qui in Galizia invece le misure sono state messe quando ancora la situazione non era precipitata, quindi diciamo che non è un'oasi felice, però non è neanche un focolaio chissà come. Inizialmente le hanno prese un po' in ritardo, secondo la mia personale opinione, nel senso che io vedevo i dati che salivano, si avvicinavano sempre di più a quelli italiani e ancora non chiudevano, probabilmente con le stesse titubanze che ci sono state in Italia. La cosa buona è stata che una volta che hanno chiuso, hanno preso, diciamo, quelle che in Italia sono state prese per ultime misure, nel senso che hanno chiuso tutto da un giorno all'altro, attività, bar, eccetera, eccetera, e quindi appunto secondo me ha dato abbiamo recuperato un pochino il ritardo con cui si sono imposte le misure. Le mascherine non se ne trovano, sono introvabili da prima che facessero il lockdown. Quindi le mascherine sono introvabili, i guanti è un po' più difficile, però sì che si trovano. E qui gli ospedali in Galizia sono tranquilli, nel senso che ci sono i ricoveri, però non sono arrivati a un sovraccarico. A Madrid invece sì che nei giorni scorsi si sarà anche visto in televisione un sovraccarico importante, però adesso finalmente stanno un po' iniziando a scendere piano piano i numeri, quindi secondo me si regolarizzerà un po' la situazione anche là.